Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo quali sono gli influssi che riceviamo in questo giorno, 1 febbraio 2020, sabato, e cosa possiamo un pochettino aspettarci, come gestire queste influenze di oggi. Prima però vi invito, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi per favore anche al mio canale. Vi ringrazio sempre del vostro contributo. Allora, questa giornata è sabato, dunque dominata da Saturno, che vede appunto implicati alcuni aspetti più interiorizzanti. Abbiamo sicuramente delle forze diverse oggi, dove l'introspezione potrà essere molto importante, ma anche un certo senso di solitudine. Questo dipenderà molto anche dalle costellazioni che abbiamo nel nostro quadrato di nascita. Dunque la giornata può avere dei tratti di malinconia di tanto in tanto, seppure ci riservi tantissime sorprese, poiché in questo giorno la Luna attraversa ben 19 costellazioni. Ovviamente non sono 19 costellazioni diverse, perché 12 sono quelle che conosciamo e che utilizziamo nell'astrologia. Alcune di queste dunque sono visitate 2 volte. Proprio questo aspetto porta, questa forma di ripetizione porta sicuramente del movimento in più. Ma vediamo anche un altro aspetto. Essendo entrati in febbraio abbiamo cambiato il dominatore del mese. Se fino a prima, cioè tutto il mese di gennaio, avevamo alle spalle sempre Saturno, ma non come dominatore del giorno, piuttosto come dominatore del mese attraverso l'influsso della costellazione Acquario, in questo mese subentra Giove, dunque già un mese che cambia completamente l'atmosfera, che cambia completamente anche il tipo di vibrazioni e le cose su cui va ad agire. Abbiamo sì Giove, ce l'abbiamo attraverso la costellazione Pesci, dunque sicuramente sarà un mese dove potremo cogliere delle occasioni, dove potremo ambire a qualcosa in più, dove sicuramente abbiamo dei momenti anche più fortunati, perché abbiamo comunque costantemente l'influsso di Giove, cosa che altrove non capita, e dobbiamo aspettare magari il giorno settimanale di nascita o che la giornata apra con qualche costellazione appartenente appunto a Giove. Dunque è importante, un mese che può sicuramente dare delle cose in più. Sfruttiamolo bene, sfruttiamolo soprattutto per seminare e farci avanti. Ma vediamo comunque oggi questa costellazione di apertura della giornata, cioè la prima costellazione attraversata dalla Luna è la costellazione Scorpione. Abbiamo quindi doppio influsso d'acqua, sia nel dominatore del mese sia nella stella capo. Dunque questo grande quantitativo di acqua che ci porta non solo ad avere molte intuizioni nella giornata di oggi, ma anche ad avere un contatto più profondo con il nostro io e con le nostre emozioni. Soprattutto saremo in grado oggi, più che in altri giorni, di percepire bene le impressioni e le intenzioni anche dei nostri interlocutori. Dunque bene attenti, che se vogliamo riusciremo insomma a darci delle risposte da soli, ascoltando appunto le nostre sensazioni e le nostre percezioni. Oggi inoltre è possibile che la giornata sia, nonostante, come ho detto, abbia quest'ombra lievemente malinconica, la giornata sarà comunque piuttosto movimentata e ricca di impegni e di possibilità, contatti, questioni con i fratelli e le sorelle, oppure e comunque le persone più strette, la possibilità di parlare di viaggi o di fare dei piccoli viaggi. Qualcuno invece farà dei lunghi viaggi, se anche nel suo quadrato di nascita si trova a capitare sulla costellazione, una delle costellazioni di viaggi a lunga gittata, a lungo raggio. Dunque le potenzialità sono moltissime in questa giornata. Vi è di fondo un piccolo leitmotiv e dunque lo andremo a vedere. Come ho detto, c'è molto dell'aspetto
inconscio in gioco oggi, ma attenzione perché è possibile che in una giornata come questa il nostro pensiero non sempre sia limpido e che potremmo essere talvolta ambivalenti. È possibile che non lo si faccia di proposito, ma che l'innumerevole quantitativo di cose da fare o di pensieri che si accavallano in questa giornata ci renderà complicato il poterci esprimere in modo chiaro e lineare. Attenzione comunque perché è una giornata dove possibilmente potremo avere a che fare anche con personaggi particolari, essere esposti a qualche pericolo in più proprio a causa di questi grandi movimenti e queste grandi cose di cui ci dobbiamo occupare. Un'altra cosa che sicuramente va tenuta in considerazione è che la Luna attraverserà la costellazione Bilancia per 3 volte. Questo in un certo senso porterà qualche piccolo impiccio all'interno delle società o della coppia, ma in maniera altalenante, perciò è possibile che durante la giornata siano più le motivazioni per cui avremo a risentirci di qualcosa o qualche aspetto non sarà perfettamente lineare, come dicevo prima, anche per un insieme di altri fattori, ma comunque di fondo si ritroverà o si otterrà comunque una sorta di accordo o di armonia. Dunque giornata molto intensa e da vivere con attenzione, mi raccomando, potrebbe indurci un giorno come questi a subire in un certo senso in modo remissivo un po' tutto quello che capita, oppure al contrario per il gioco degli opposti a essere troppo aggressivi. Dunque starà a noi sicuramente frenare un pochettino le cose. È chiaro che se abbiamo per esempio forti valori di fuoco dovremmo sicuramente moderarci di più, perché è possibile che scatti qualche impulsività di troppo, mentre le costellazioni e i segni di terra avranno sicuramente qualche motivo per innervosirsi, ma dovranno restare calmi. Attenzione anche alle spese oggi, che sicuramente una delle cose a cui presteremo parecchio attenzione saranno proprio le uscite. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rinnovo l'appuntamento sempre a domani, alla stessa ora, per le previsioni del 2 febbraio. E intanto però, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale YouTube del Marietto Veneziano, e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube. Vi ringrazio sempre moltissimo e arrivederci alla prossima.